La pioggia che nel pomeriggio ha sferzato la città di Jesolo non ha fermato la terza edizione della Running Red, la corsa non competitiva che mira a sensibilizzare i cittadini e non solo alla lotta contro il fenomeno del femminicidio. Ben oltre 400 sono stati infatti i partecipanti che si sono suddivisi tra i due percorsi di 3 e 7 chilometri. Nonostante il vento e la pioggia, noi siamo tenaci. Assolutamente, perché le donne non hanno paura di niente. Siamo sempre qui, sono 3 anni che veniamo ed è bellissimo. Giornata importante e molto sentita, sostenuta anche dalla presenza di una testimonial d'eccezione, l'atleta delle Fiamme Oro Rebecca Sartori, che proprio a Jesolo lo scorso anno ha vinto la medaglia d'oro ai campionati del Mediterraneo. È una giornata indubbiamente molto importante, il tema è un tema molto sentito anche nelle nostre zone e quindi da 3 anni abbiamo deciso di dare il nostro contributo in maniera simbolica facendo questa corsa, camminata con bambini, con animali, cioè chiunque può partecipare, non è assolutamente una corsa competitiva ma anzi è proprio un modo per manifestare solidarietà a tutte le vittime di stalking, a tutte le donne ma anche uomini che appunto sono state vittime di violenza. Questo evento è in collaborazione con l'associazione La Magnolia, è un'associazione con sede a San Donà ma che ha anche uno sportello aperto da pochissimo a Jesolo e quindi ci permette di focalizzare l'attenzione su un tema molto importante. L'iscrizione è assolutamente gratuita, però chi vuole può acquistare il keyway della Running Red e tutto il ricavato va in beneficenza appunto alla Magnolia. Siamo molto contenti e soddisfatti perché la risposta dei cittadini ma anche di persone che stanno venendo da fuori Jesolo per questa camminata è molto elevata, quindi nonostante il brutto tempo nessuno ci ferma, quindi anche quest'anno siamo quasi a più di 400 persone e tutti quanti sono pronti per partire e correre per dire no alla violenza contro le donne.